questo nuovo appuntamento con Morsi di Sicilia. Scherzavo, è l'ABC della cucina felice, siete nel posto giusto, ma questi, miei cari, potrebbero tranquillamente essere dei morsi di Sicilia. Infatti, oggi per la sezione pasta fresca vedremo insieme come preparare il couscous. Mettiamoci subito all'opera, è più facile a farsi che a dirsi. Per questa preparazione vi servirà intanto della semola specifica per il couscous, che è di una granulometria molto grande, quindi non è la classica semola che troviamo al supermercato ed è fondamentale avere questa per ottenere un buon risultato. Poi vi servirà una mafaradda o qualsiasi altra ciotola simile a questa, dell'acqua fredda e ci dovremo creare una base dove cuocere il couscous, che potrebbe essere un'acqua semplice, un infuso, un brodo. Adesso vi mostro quella che ho scelto io per l'occasione. Io ho scelto di aromatizzare la mia acqua di cottura con del rosmarino, con delle zeste di limone. In pentola aggiungo del pepe di Sichuan, 2 fiorellini di anice stellato, del cardamomo e del lemongrass. Acqua fredda. Considerate che per cuocere il couscous correttamente più o meno l'acqua deve essere 3 volte il peso del couscous. Questa potrebbe essere aromatizzata con qualsiasi cosa, con il tè, con delle spezie più importanti, insomma sbizzarritevi. E voi il couscous dolce l'avete mai fatto? Adesso lo trasferisco sulla fiamma, che lascio molto bassa, e lascio aromatizzare la mia acqua. Mentre lei va, io vado pure, prepariamo il couscous. Trasferisco all'interno di questa ciotola grande, della mafaradda, chiamiamola così, anche se questa non è quella tradizionale, la mia semola per couscous. Mi metto accanto l'acqua, che come vi dicevo è più o meno 50 ml, 50 grammi d'acqua su 250 grammi di semola. Queste sono dosi in realtà che poi con l'esperienza si variano un po', perché dipende tanto dal grado di umidità che c'è nell'ambiente quando lavoriamo la semola. Ad ogni buon conto 50 grammi dovrebbero essere il quantitativo sufficiente per questo dosaggio. Come facciamo a incocciare il couscous? Non dobbiamo andare a versare l'acqua tutta in una volta, ci andiamo a bagnare le mani, raccogliamo un po' di quest'acqua e la andiamo a schizzare sulla nostra semola. Dopodiché, piano piano, andiamo a fare un movimento rotatorio della mafaradda e incocciamo così piano piano il couscous. È molto importante non andare a versare l'acqua tutta in una volta, perché altrimenti otterremo una granulometria non corretta per il nostro couscous. Sentiremo con le mani quando è il momento di aggiungerla che quella che abbiamo messo in precedenza è stata totalmente assorbita, e facciamo sempre la stessa cosa. Vi posso assicurare che è un'attività super rilassante. Perché vi dicevo che potrebbero tranquillamente essere morsi di Sicilia? Perché questa è una preparazione tradizionale siciliana, soprattutto della zona occidentale del trapanese, ed è un retaggio, diciamo un lascito delle dominazioni arabe che ci sono state in Sicilia. Una volta che abbiamo incocciato il nostro couscous, quindi che semole e acqua si sono assemblate creando queste briciole, siamo pronti per andarlo a cuocere, e va cotto a vapore. Io oggi lo cucinerò con delle attrezzature insomma che ho a casa, che sono semplicemente una pentola delle dimensioni idonee e un cestello per la cottura al vapore, che è qui. Poiché abbiamo bisogno, come vi dicevo, di parecchio liquido per poter cuocere correttamente il couscous, io cosa faccio? Vado a calare all'interno della pentola un cestello, questo è un cestello per fritto, quindi idoneo comunque ai processi di cottura, e vado a creare questo rialzo. Riprendo l'infuso che sta facendo un profumo incredibile, metto all'interno il cestello come vi dicevo, e all'interno del cestino vado a disporre il couscous. A questo punto non ci resta che coprire e aspettare pazientemente che il couscous cuocia. Andrò a scoperchiare la pentola fra 30 minuti, vedrò il grado di cottura e se necessario lascerò qualche minuto in più. Nel frattempo preparo il condimento per il mio tabulè. Ed eccoci qua, pronti per preparare il nostro condimento per il tabulè vegetariano che oggi vi propongo. Mi occupo intanto dei pomodori. Li divido semplicemente in 2 e li dispongo in una pirofila. Li farò appassire in forno sotto il grill. Ecco, sfargiamo con sale
pepe, zucchero moscovado, va bene un qualsiasi zucchero integrale, ciao Frank, e origano secco, olio extravergine d'oliva, non lesiniamo, con questo olio poi ci andremo a condire il couscous, e in forno sotto al grill finché appassiscono, ma le che le andiamo a controllare e a girare se è necessario. Pensiamo adesso al resto delle verdure che passeremo in padella. Metto i guanti, altrimenti cipolla e carote farebbero di me ciò che vogliono, e vado a tagliare tutto a pezzettini. Poi olio in padella e parto proprio con rosolare la cipolla, che è quella che voglio cuocia di più, perché il resto delle verdure le terrò molto croccanti. Questa è un po' una regolina generale, no? Quando abbiamo di base una preparazione che sia un formato di pasta piuttosto che un riso, un cereale o un couscous, andiamo ad adeguarci con i condimenti. Più la pasta, il formato in questione è sottile, più andremo a creare un condimento altrettanto sottile, altrettanto di piccole dimensioni, mentre invece magari un formato di pasta più grande potrà sostenere dei pezzettoni anche più grandi al morso. E voilà, aggiungiamo anche questi, diamo una mescolata e andiamo a dare una mescolata anche al nostro couscous, e anche in questo caso andiamo a creare la nostra dadolata. E via in padella. Abbiamo creato una coloratissima ratatouille. Adesso andiamo a salare, andiamo ad aggiungere un po' di peperoncino. A questo punto potete personalizzare la base della vostra verdura come volete, potete aggiungere curry, paprika, curcuma, chi più ne ha più ne metta. Questa è una versione mediterranea, mettiamola così. Poi aggiungerò delle erbe aromatiche fresche. Vado a creare anche una dadolata di prugne che lascio a crudo, daranno freschezza, acidità, ma anche una bella nota dolce. Il couscous è pronto, lo ritrasferiamo nella mafaralla, le verdure pure. Adesso aspetto che si raffreddi e completo con gli altri elementi. Eccoci, completiamo. Prugnette, pomodori, e poi ci andiamo a spezzettare con le mani, così, della menta e del basilico. Mescolatina e finiamo con qualche pomodoro in superficie, come si fa nella cucina araba, pensiamo alle tagine. Faccio la stessa cosa col sughetto. E per ultimo frutta secca, in questo caso pistacchi, ma potete utilizzare mandorle, nocciole, pinoli. E voilà, questo couscous, anzi questo tabulè di couscous è servito. Il profumo è veramente incredibile, lo assaggio con voi. Sapete che vi dico? Che è davvero troppo per potervelo raccontare. Dovete provarlo e fatemi sapere.